Una visita importante questa ad Agrigento, oggi si inaugura questo progetto pilota al via, no? Quanto è importante oggi digitalizzare i sistemi anche per prevenire eventuale terrorismo? Ricordiamo che siamo ad Agrigento, una città di frontiera con Lampedusa, lei tempo fa lanciò anche un messaggio che prima o poi l'ISIS ci colpirà. Allora, intanto una cosa importantissima, e mi fa un enorme piacere che sia una città del sud ad essere capofila di questo progetto di digitalizzazione e dematerializzazione. È un traguardo importante perché oggi la digitalizzazione non è soltanto stare al passo con i tempi, ma è, come ci ricordava anche il filmato, una volta quando si aveva il cartaceo uno dei grossi problemi è che le carte non erano raccolte in maniera tempestiva, uno prendeva il fascicolo e non sempre quel fascicolo era aggiornato. Oggi la digitalizzazione accorcia i tempi, di fatto li annulla e quindi noi recuperiamo non soltanto in spazio, ma recuperiamo soprattutto in efficienza, in capacità di risposta. Le minacce, le sfide del nostro tempo sono sempre più complicate e quindi avere un sistema informativo e una capacità di acquisizione ma anche di ridistribuzione dell'informazione ai soggetti che poi sul territorio sono chiamati a contrastare queste forme di criminalità e di terrorismo è fondamentale. Lo ha ricordato ieri il Ministro nelle sue audizioni alle commissioni riunite. Oggi noi siamo chiamati ad affrontare una minaccia dove l'intelligence, ma soprattutto il controllo del territorio sempre più sono armi vincenti. Un risparmio di tempo ma anche di denaro? Di tempo, di denaro, ma credetemi di recupero in termini di efficienza, perché la protocollazione, l'archiviazione cartacea in tutti i nostri uffici ha sempre patito e scontato i cosiddetti arretrati, cioè nel senso che le carte arrivavano, si accumulavano e un fascicolo non aggiornato molto spesso non solo non è uno strumento utile, molto spesso diventa uno strumento dannoso, quindi mi rendo conto che in un'epoca di spending review, quindi i temi dell'economia, i temi del risparmio sotto il profilo economico e in termini di monetizzazione è importante, ma siccome noi primariamente non siamo un ufficio del Tesoro, ma siamo un ufficio che dovrebbe, e noi di questo siamo profondamente convinti, siamo un presidio di sicurezza, dobbiamo fornire questo servizio che non a caso passa anche attraverso una corretta gestione di tutte le informazioni. Eccellenza, Agrigento uguale Lampedusa uguale immigrazione clandestina. Quali sono i rischi d'approdi di personaggi, di soggetti sospetti per tutta la penisola? Guardi, ieri il Ministro dell'Interno è stato un'altra volta tranchant e ha detto che l'equazione immigrazione-terrorismo è un'equazione assolutamente non corretta. Che poi tra le innumerevoli persone, perché stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, che approdano sulle nostre coste, ci possa essere anche qualcuno che non necessariamente arriva, perché poi anche qui bisogna fare molta attenzione. Il tema della radicalizzazione è un tema che, come ho provato in tante circostanze a sottolineare, non è un aspetto originario. Non a caso, ad esempio, il luogo in questo momento privilegiato per la radicalizzazione nel nostro Paese sono le carceri, quindi è la condizione di disagio, l'emarginazione che spesso porta queste persone a radicalizzarsi e a fare percorsi di questo genere. È ovvio che noi siamo chiamati a svolgere un'azione di controllo capillare, attenta e, come diceva il Ministro, sia attraverso un'azione di intelligence ma anche e soprattutto attraverso un'azione di controllo del territorio. Noi in fondo abbiamo dimostrato all'Europa e io vado in qualche modo orgoglioso del fatto che molto spesso nel nostro Paese l'esterofilia o la famosa erba del vicino che è sempre più verde,
Ricordo che il terrorista Amis Amri colpisce a Berlino, si sposta in Olanda, passa nel Belgio, attraversa la Francia e arriva in Italia, e chi lo ferma è una pattuglia, non i NOx, non i GIS, non la CIA, le più sofisticate modalità di intervento di intelligence, ma una ordinaria pattuglia di un commissariato italiano con 2 ragazzi, per fortuna svegli, pronti, reattivi, che hanno messo fine ad un percorso che nel caso, possiamo dire purtroppo, era un percorso di morte. Agrigento è anche terra di mafia, lo è la Sicilia, ci sono tanti latitanti ancora che diciamo appunto latitano come Matteo Messina Denaro. Ecco, in questo senso cosa state facendo? Beh, intanto noi abbiamo sempre una memoria molto corta, perché se riavvolgiamo il nastro a qualche lustro fa, i nomi dei latitanti erano molto di più di un nome solo che lei ha fatto riferimento. Quindi intanto ci ascriviamo come sistema di sicurezza il fatto che in questi anni il contrasto alla criminalità è stato efficace. C'era una persona a cui io sono particolarmente legato, che è stato un mio predecessore, Antonio Manganelli, che si arrabbiava un po' tutte le volte che qualcuno diceva la mafia adesso ha assunto un atteggiamento sotterraneo, quasi come se fosse stata una scelta dell'organizzazione mafiosa, e non come spesso ci capita di non voler riconoscere i nostri meriti. Se l'organizzazione mafiosa è passata da una strategia all'altra, evidentemente c'è stata una efficace azione di contrasto. Questo non vuol dire che il fenomeno mafia, come purtroppo il fenomeno 'ndrangheta, come il fenomeno camorra o altre forme criminali, peraltro in questi ultimi tempi anche le cosiddette mafie etniche, siano scomparse, ma perché questo, guardate, attiene al nostro essere umani. Quindi queste forme ci saranno sempre. Ci sono non solo in Italia, ci sono in giro per il mondo, si chiamano mafia, si chiamano triadi, si chiamano in altro modo. Dove sta l'equilibrio che noi dobbiamo sempre e comunque ricercare? È che ci sono delle forme criminali, ma c'è un sistema che lo contrasta, lo argina e laddove è possibile lo annienta. Io credo che il nostro Paese in questi anni abbia dimostrato che tutto questo è possibile attraverso una legislazione efficace, ma consentitemi anche l'orgoglio di chi porta una divisa, e cioè il sacrificio, l'impegno, la determinazione e la passione di tanti uomini e tante donne delle nostre forze di polizia, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, che nulla hanno a che invidiare ad altri sistemi di sicurezza in giro per il mondo. Anzi, le posso dire che sono molto spesso gli altri che vengono a vedere come funzioniamo noi. Si è soffermato molto sulla salute della polizia, addirittura ha detto lei non li rottamiamo, però vediamo in qualche modo, questo che vuol dire che la polizia è troppo vecchia, no? No, purtroppo questo non è un tema che riguarda solo la Polizia di Stato, ma riguarda anche le altre forze di polizia. Purtroppo nel nostro Paese c'è stata una stagione nella quale si è immaginato che i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri fossero troppi, per cui si è bloccato il turnover, si sono cartolarizzate le scuole, e questi sono i risultati. Significativamente, io lo dico, ma non perché un governo abbia un colore, registro che negli ultimi governi c'è stata un'inversione di tendenza, e guardate anche l'ultimo impegno del governo per il comparto sicurezza e difesa, che ha destinato quasi 1 miliardo a questo comparto per il riordino delle carriere, per le assunzioni straordinarie, significa che abbiamo invertito come dire, il percorso. È ovvio che in questi ambiti, quando tu per troppo tempo non assumi, non ricambi, è ovvio che gli esiti poi sono estremamente negativi e si protraggono nel tempo. Adesso speriamo che anche questo ultimo finanziamento per gli arruolamenti straordinari ci consenta di ridistribuire sul territorio forze fresche. Quindi, Eccellenza, arruolamenti, non concorsi per i giovanissimi. Arruolamenti significa
No, anzi noi da questo punto di vista, al contrario dell'Arma dei Carabinieri che ancora deve assumere per il 50%, noi dalla ferma breve assumiamo solo il 25%, il 75% lo assumiamo dai concorsi esterni, quindi da questo punto di vista, come dire, è una buona notizia per noi, una buona notizia per le giovani e i giovani che vogliono intraprendere questo mestiere, questa professione, e quindi direi veramente una buona notizia. Però ripeto, noi ancora per qualche anno non riusciremo a invertire quello che è la statistica alla quale purtroppo determinate scelte del passato ci hanno condannato. Grazie. Grazie. Sì, fai tu immagini. Davanti, levalo.